una giornata di festa, una delle più importanti manifestazioni del calendario annuale montebellunese. Come sempre un ringraziamento va alla Pro Loco, al suo presidente, ma a tutti i volontari che a qualsiasi titolo partecipano a questa giornata che, ripeto, che è di festa, ma soprattutto una festa rivolta ai bambini. Anche quest'anno siamo stati fortunati, abbiamo un meteo splendido, sembra quasi primavera. È una festa che celebra la vitalità della nostra comunità, una festa che vuole essere semplice, ma una festa che crea una vera comunità montebellunese. Montebelluna è anche questo. Siamo in questa bellissima piazza d'Allarmi a Montebelluna, in attesa della sfilata di oggi, 23 febbraio, organizzata in primis dalla Pro Loco di Montebelluna in collaborazione con l'amministrazione comunale e anche con Carnevali di Marca. Oggi è una splendida giornata che accoglie appunto 15 carri mascherati e preceduti da 8 macchiette, come le chiamano a queste parti, che vuol dire 8 gruppi a piedi mascherati che appunto precederanno i carri e arriveranno in questo centro storico di Montebelluna, che è molto accogliente, già si sta popolando di persone e di pubblico. La giornata promette bene e quindi sarà una grande e bellissima festa qui a Montebelluna. La giornata intanto si preannuncia spettacolosa anche dal punto climatico. Siamo fortunati, ogni anno noi a Montebelluna non abbiamo mai avuto problemi, per fortuna, di maltempo, cose del genere. Gente ne vedo parecchia, carri sono tutti e pronti. Ringraziamo l'amministrazione che come ogni anno ci dà la forza economica e volontari anche di dare una mano, tutta la Pro Loco, quindi speriamo che tutto finisca per bene, cioè non ci sia nessun problema. Comunque siamo fiduciosi, ringraziamo Carnevali di Marca che ci supporta e tutti gli organizzatori. Comunque speriamo bene adesso, tutto vada bene per il meglio fino alla fine.